Su proposta del past president Giovanni De Lorenzi, il Consiglio di amministrazione ha condiviso all'unanimità la consegna del premio Longarone Fiere Dolomiti 2012 per lo sviluppo e la promozione della provincia di Belluno e delle aree dolomitiche a Enrico Cisnetto, e nella pergamena che gli verrà consegnata c'è scritto: per aver contribuito da 10 anni insieme con la moglie Iole Sacchi alla valorizzazione del territorio cortinese e dell'intera provincia di Belluno, dando vita con Cortina Incontra ad un laboratorio di idee che genera ogni volta un'ampia visibilità per le nostre Dolomiti, anche come luoghi di iniziative di riconoscimento, di riconosciuto spessore culturale e sociale. Longarone, 17 febbraio 2012, Presidente. Sono particolarmente felice di questo riconoscimento, per cui ringrazio il Presidente Del Bono, tutto il Consiglio di amministrazione di Longarone Fiere e tutti voi che siete qui presenti in questa circostanza. È un riconoscimento non soltanto a me, ma anche a tutti coloro che in questi 10 anni mi sono stati a fianco nella realizzazione di un evento che è nato per caso, per coincidenza del fatto che frequentando Cortina da turista nel 2000 ho scritto un libro che ha avuto grande successo, Il gioco dell'Opa, mi è stato presentato a Cortina a quegli appuntamenti letterari che sono stati caratteristica per molti anni all'Hotel Savoia, e in quella circostanza mi è stato detto: ma perché non ci dai una mano, non abbiamo sponsor, abbiamo bisogno di fare qualche cosa di più e di diverso. C'era la prospettiva poi l'anno successivo che il Comune di Cortina dotasse Cortina di una tensostruttura che tuttora è quella che ci ospita e che ha preso nomi diversi a seconda degli sponsor, tutti rigorosamente automobilistici, che si sono succeduti nel corso degli anni, e da quel momento abbiamo cominciato un'avventura che è cresciuta nel corso del tempo e che ha toccato quest'estate il 10° appuntamento. Abbiamo anche realizzato proprio, infatti l'ho portato, ne farò omaggio al Presidente, appena sfornato un libro che raccoglie tutta la storia di Cortina Incontri di questi 10 anni, tutti i partecipanti. È un risultato straordinario, ci sono numeri che francamente di cui anch'io mi stupisco quando li vedo. 10 edizioni estive e 5 invernali hanno significato 417 giorni di manifestazione. Se li mettete in fila sono un anno, un mese e 22 giorni, come se fossimo rimasti 10 anni fermi lì per più di un anno a fare eventi. 1108 eventi, 1570 ore di durata complessiva, 1502 personalità salite almeno una volta sul palco, se contiamo le volte successive in cui sono salite più volte, 6.027, 680.000 presenze di pubblico, 14.000 articoli di rassegna stampa che abbiamo collezionato, più di 7.000 ore di diretta radio, tv e web, e così tanti altri numeri che indicano un successo quantitativo che sinceramente non ci aspettavamo quando siamo partiti, ma indicano anche un successo, se me lo consentite, di tipo qualitativo, perché Cortina Incontra ha come suo segreto quello di aver proposto al pubblico i grandi temi dell'attualità in questi anni. Via via si sono ovviamente alternate molte cose, abbiamo sempre seguito puntualmente quello che l'attualità ci suggeriva, evitando di affrontare i temi che durano un po' vacui, che durano poco tempo, e cercare invece di affrontare quelli che sono più di fondo, ma l'abbiamo sempre fatto con un metodo che specialmente in questi 10 anni è risultato essere molto diverso dal metodo con cui si è discusso in Italia, e non soltanto di politica e non soltanto in televisione. Il nostro è stato il metodo dell'incontro, non a caso la manifestazione si chiama Cortina Incontra, il metodo dell'incontro, del dialogo, del confronto senza prevenzioni,
senza posizioni precostituite, con la volontà di trovare delle sintesi, di trovare delle idee, di far scaturire delle idee da poi portare, essendo tra l'altro collocata la manifestazione in due momenti di parentesi di vacanza rispetto al resto dell'anno lavorativo, per portare poi nei mesi successivi quelle idee nei circuiti della politica, dell'economia, della cultura, della scienza e anche dello spettacolo. Abbiamo fatto con questo metodo, mentre in Italia si era purtroppo presa l'abitudine, più che di incontrarsi, di scontrarsi, più che di dialogare, di recitare delle parti e di non avere neanche la voglia di confrontare le proprie idee con quelle degli altri, ma semplicemente di giocare a chi urlava di più. Lo avrete constatato anche voi, molte trasmissioni televisive sono diventate insopportabili proprio per questo metodo. Mi fa piacere che arrivi questo premio che, ripeto, credo riguardi non soltanto la quantità, il volume, la visibilità della mia manifestazione, ma anche appunto queste caratteristiche di qualità, quando comincia ad aprirsi uno spiraglio di cambiamento di questo cattivo metodo di confronto pubblico. Si comincia si è aperta una pagina diversa e spero che questa sia una pagina nuova che possa dare al Paese delle occasioni di costruzione e di ricostruzione. Sentivo le parole prima relative al mondo dell'edilizia. Come sapete io mi occupo principalmente di analisi economiche, quindi sono dati che conosco bene e che non riguardano purtroppo soltanto l'edilizia ma molti comparti dell'economia. Sono 2 giorni che sto girando il nord-est per una serie di incontri. Ho trovato naturalmente la conferma di queste difficoltà, ho trovato però anche il desiderio, la voglia di un cambiamento. Negli ultimi tempi, negli ultimi mesi dell'anno scorso non si era accumulato soltanto i problemi oggettivi, concreti, si era accumulato anche una condizione psicologica nei consumatori piuttosto che negli imprenditori, una condizione psicologica negativa di scoramento, di mancanza di voglia di andare avanti, che ha pesato e pesa sicuramente non meno di quanto non pesino i dati e i problemi oggettivi. Forse c'è il desiderio di voltare pagina, forse c'è il desiderio di recuperare una condizione di spirito diversa da quella di qualche tempo fa. Si comincia, magari si guarda l'andamento di questo famoso spread. Quest'estate noi Cortina Incontro abbiamo quotidianamente fatto la pagella dello spread, abbiamo sofferto quando quasi sempre nei mesi di luglio e agosto andava su e le borse crollavano. Adesso il clima sembra un po' più rasserenato, i problemi da affrontare sono tantissimi, il confronto in Europa è complicato, la vicenda della Grecia ci dice che i problemi non sono facilmente risolvibili, ci sono posizioni molto diverse, ci sono anche comprensibilmente resistenze, perché c'è una componente dell'Europa che si sente formica e che non ha voglia di pagare i prezzi di coloro che si sono comportati da cicale in questi anni, ma c'è anche la necessità, però nell'interesse di tutti, formiche comprese, ovviamente mi riferisco ai tedeschi, di capire che il processo di unità europea è un processo assolutamente indispensabile per andare avanti. L'euro deve essere salvato, deve continuare la sua strada, e per farlo occorre che si faccia anche quell'integrazione politico-istituzionale che non si è avuto il coraggio 20 anni fa, quando si è cominciato a immaginare il percorso dell'unità monetaria, non si è avuto il coraggio di fare. Bisogna fare questo passo in più. Se questo accadrà, se in Italia il diverso comportamento delle forze politiche, una nuova stagione politica che possa non essere semplicemente una parentesi, ma anche una discontinuità che potrà continuare nel tempo, anche dopo le elezioni, quando finirà questa legislatura. Se tutto questo accadrà, ci sono tutti i presupposti perché possa accadere, io credo che ci siano tante forze vive dentro questo Paese che hanno il desiderio di tornare a crederci e
la voglia di costruire o di ricostruire. Quindi è anche con questo spirito che accolgo con grande felicità questo premio che mi ripaga non solo del lavoro fatto, ma anche forse di qualche difficoltà che nel corso del tempo abbiamo avuto nel realizzare questo evento. Non sempre siamo stati capiti, qualche volta c'è stata qualche discussione, ma tutto questo è alle spalle quando si vede che il successo non solo arriva ma viene anche apprezzato, quindi il mio grazie è doppio. Grazie.